Però rilevo una cosa, rilevo che di fronte all'esaurirsi del ciclo neoliberista stanno riguadagnando spazio il ruolo delle politiche pubbliche. Certo, è una sfida questa a livello globale, questa diciamo critica, quella che oggi diciamo viene chiamata la globalizzazione mercatista, diciamo comincia a prendere piede. Quale sarà l'esito, diciamo, quale sarà l'esito di questa critica, no? Noi sappiamo delle crisi con cui si a destra, quel che si vede nel nostro paese non è che lascia sperare molto, molto di buono. Siccome io sono uno di quelli che si sente orfano della politica, mi sento orfano della politica e della sinistra, io non è che vorrei aspettare, come dire, i prossimi anni. Penso che questo sarebbe il momento favorevole, diciamo, dal punto di vista delle condizioni oggettive per incominciare a pensare a ricostruire una sinistra nuova, insomma, che mette in discussione tutto quello che c'è stato in questi anni, l'implicatura per le privatizzazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, diciamo, io penso che, come dire, penso che ci siano delle cose molto interessanti che si stanno muovendo. Avete detto molti di voi, Marco diceva cosa importante. Quello che è il fenomeno nuovo, insomma, di questo paese è il pullulare dappertutto di tanti comitati, di tanti movimenti che stanno nascendo nel paese in difesa, diciamo così, dei beni comuni. Ecco, mi pare, diciamo così, se dovessimo trovare il minimo comune denominatore di questi movimenti, mi pare sia questo il tratto, diciamo, l'elemento unificante, e questo mi pare sia un elemento di grande interesse, perché, insomma, perché contrastano le privatizzazioni, il saccheggio del territorio, perché ci sono perché questa esperienza valorizzano forme di protagonismo e di democrazia diretta, perché affermano un'idea di solidarietà, di difesa dei beni comuni. E allora io penso che queste esperienze, se vogliamo contrastare, diciamo, queste forze potenti, questi poteri forti e qualche volta criminali, credo che dovremmo trovare il modo di metterci in rete. Io non penso, diciamo, a qualcosa, a una sorta di organizzazione, dico semplicemente di metterci in rete. Sulle esperienze che raccontava Mattia stamattina, no? Delle esperienze che abbiamo fatto a Venezia, ultimamente è stata una cosa degli ultimi tempi, di mettere in moto un processo, adesso mi viene una parolaccia che ha a che fare con, è stato usato nel passato da qualcuno che ha sciolto un grande partito, di contaminazione, diciamo così, tra culture diverse, sapendo che rimangono culture diverse, che partono da esperienze diverse. Ultimamente noi abbiamo fatto un convegno sempre a Venezia con una rete di camere del lavoro sensibili, diciamo, a questi argomenti, venete, emiliane, romane, eccetera, eccetera. Stiamo lavorando in questa direzione.